A questo punto do la parola a Guido Mosca, Presidente di Veneto Responsabile, e a quel punto poi prende la parola Patrizia, allora Massini. Vediamo se c'è qualche domanda. Ah, c'è anche un tempo per il dibattito. Benissimo, prego. Grazie. Intanto volevo ringraziare la professoressa Messina per l'invito, per varie ragioni in realtà, per l'invito a questo tavolo, felicitarla per il libro che è molto denso di concetti, contenuti, e bisognerà sicuramente anche procedere a varie riletture per poterne estrarre tutto il valore. Volevo ringraziare anche perché nel libro ha citato la pubblicazione del 2007 che era stata curata da Peraro e Vecchiato proprio sul tema della responsabilità sociale di territorio. Nel mio intervento in realtà è già stato detto molto da parte di Gallo e da parte del professor Graziano, e quindi mi hanno un po' scippato le cose che mi ero ripromesso di dire, però anch'io volevo partire in realtà dallo schema che è contenuto poi nell'ultimo capitolo e che è molto suggestivo, diciamo, è ricco di suggestioni, così ha poi un suo equilibrio anche grafico, no? Così armonioso, e mi sono chiesto cosa c'era in quello schema che mi suscitava qualche pensiero, qualche riflessione, e mi sono detto cioè, se oggi potessimo fare una fotografia di questi ambiti, no? Di come sono messi questi ambiti nella realtà, forse non la vedremmo così armoniosa. Quindi che cosa può spingere questi ambiti a avvicinarsi per formare quelle intersezioni che poi sono generative dal punto di vista, no, della responsabilità che comportano, e del fatto di creare quella responsabilità civile che poi è una scelta etica e politica, quindi c'è dietro una forte tensione etica e politica. Quindi ho immaginato che deve esserci, o dovremmo immaginare, un centro di gravità, cioè in corrispondenza del cuore di quello schema dovrebbe esserci un centro di gravità che spinge quegli ambiti ad avvicinarsi, perché per noi sembra che ci occupiamo un po' di queste cose, sembra quasi un percorso naturale, no? Riflettendo sulla capacità che hanno appunto questi ambiti di, entrando in relazione fra loro, di generare potenzialmente benessere per le comunità, per i territori, ma in realtà non è così scontato. Ce lo ricordavano prima anche gli interventi anche che sono stati fatti, come i punti di partenza in cui noi ci troviamo vedono per esempio il mondo delle imprese soggetto ancora a forti tensioni derivanti dalla globalizzazione, dalla finanziarizzazione, dalla delocalizzazione, in cui fisicamente si è immaginato di potersi affrancare da un territorio e andare a fare attività da un'altra parte, dall'innovazione tecnologica, tutto il tema delle esternalità, soprattutto ambientali, che vengono generate. Quindi è un ambito che, per richiamare anche quello che Zamagni ricordava nel suo testo contenuto nel libro, c'è ancora questa dicotomia tra immaginare se le imprese devono fare gli interessi degli azionisti, oppure se possono anche interagire con il mondo esterno e con i territori in cui sono inserite. E devo anche dire che, per l'esperienza che ho, il tema della responsabilità sociale d'impresa strumentale, quella che appunto Zamagni definisce strumentale, è un tema ancora molto in voga. Cioè l'idea che si possa sposare la responsabilità sociale per fare più profitto, appunto nella domanda è: e poi se non accade, quel soggetto in quel contesto come si deve muovere, come è giusto che si muova. Quindi il punto di partenza dal punto di vista delle imprese è abbastanza controverso e contraddittorio. Lo stesso documento che è stato firmato e a cui alludeva prima il professor
È vero, è stato firmato una dichiarazione di intenti, lui stesso diceva è molto facile firmare una dichiarazione di intenti, salvo poi magari spostare la sede legale della società in un paese a bassa fiscalità e quindi sottraendo le risorse a quel territorio dove vengono svolte le attività e quindi in qualche modo andando a creare problemi a quel territorio. Quindi questo è uno dei punti di partenza. Un altro punto di partenza è che le istituzioni pubbliche che si muovono nei territori sono, diciamo, mediamente molto screditate e molto poco credibili, oltre a essere anche, diciamo, oberate dalla burocrazia e tutta una serie di adempimenti che spesso fanno perdere il contatto con la realtà concreta dei territori e delle comunità che vengono amministrate. Volevo sottolineare anche il fatto che nella giusta sottolineatura della diversità che c'è fra il concetto di società e il concetto di comunità, dove la società definisce quali sono le norme che regolano la vita di quella società, va detto secondo me che l'impianto normativo, quindi che è scaturito dalla società stessa, consente anche contiene delle cose contraddittorie. Immaginiamo solo le normative sul lavoro che oggi consentono in una stessa azienda a lavoratori che fanno lo stesso medesimo lavoro di essere inquadrati con tipologie di contratto molto diverse, con diritti molto diversi, e questo fino a qualche anno fa era inconcepibile, ma oggi è la norma stessa che lo concede, quindi l'azienda stessa che ha queste opportunità non riesce a sottrarsi a queste opportunità appunto di ridurre i diritti, di ridurre il costo del lavoro, quindi c'è tutto un lavoro da svolgere che non è banale. Abbiamo anche come punto di partenza delle comunità che sono fragili, che sono frammentate, che sono spesso chiuse e mi veniva questo termine, sono respingenti, e quindi io vedo la comunità come un soggetto dinamico che non è definito una volta per tutte, è fatto da tutti quei soggetti che in quella comunità si trovano perché ci vivono, perché ci lavorano, perché interagiscono con quel territorio. E oggi l'idea che le comunità si chiudano, ad esempio, all'arrivo di altre persone, in una logica di appunto protezione da dei rischi non meglio precisati, e soprattutto un'incapacità di vedere il potenziale che c'è invece nell'accoglimento e nell'allargamento delle comunità. Io immagino che il boom economico del triangolo industriale degli anni 50 e 60 non sarebbe stato possibile senza l'arrivo di molte persone che sono venute dal nostro meridione e che hanno sicuramente creato dei problemi nel breve termine, ma hanno creato i presupposti anche nel lungo termine per uno sviluppo economico potente, no? che oggi vede magari una geografia diversa, ma che comunque è stato un fenomeno che ha contraddistinto un'epoca dello sviluppo del nostro paese. Quindi mi veniva da questa immagine che nelle comunità di oggi c'è interazione, ma non c'è relazione spesso. Quindi si interagisce perché appunto si va nelle comunità, si lavora, si hanno, diciamo, degli scambi, ma spesso la relazione, quella vera, quella umana, mi verrebbe da dire, spesso è molto labile, molto, molto sottile. Quindi c'è tutto un lavoro di potenziamento delle relazioni che porta alla condivisione dei bisogni, che porta anche alla richiesta di soluzioni rispetto a questo elemento. E direi che nonostante ci siano anche nei territori, si registrano delle buone pratiche, delle buone prassi, credo che non bisogna avere uno sguardo consolatorio rispetto a questo, nel senso che queste sono sicuramente delle esperienze a cui da prendere a esempio, ma non risolvono, ahimè, il problema e il grosso appunto delle situazioni che noi andiamo a vedere è abbastanza meno incoraggiante da questo punto di vista. Allora, appunto, riflettendo sul fatto di questo centro di gravità che andrebbe sviluppato e andrebbe agevolato per far sì che quegli ambiti trovino il modo di relazionarsi fra loro e quindi di generare benessere sostanzialmente, mi venivano alcuni esempi. Uno è banale,
ciascuno di noi immagina che nel momento in cui acquista un appartamento in cui vuole vivere, un appartamento confortevole, lo arreda a suo gusto, insomma lo rende molto accogliente, però non può disinteressarsi del tetto del condominio o degli impianti del condominio, cioè viene naturale immaginare che diciamo, la tua sovranità e la tua responsabilità non si limita alle pareti del tuo appartamento, ma va oltre, va sui beni comuni che rendono possibile anche il fatto che tu possa godere di quell'appartamento e di quella vita che immagini di farci dentro. E questo ha a che vedere sia con beni comuni tangibili sia con beni comuni intangibili, ovvero le relazioni che riesci a generare con i condomini, con gli altri soggetti, perché anche quelli possono essere rischiosi dal punto di vista appunto di una persona che abita in un condominio. Questo è un'immagine che è immediata, che nessuno di noi immaginerebbe di sottrarsi alle opere di manutenzione del tetto del proprio condominio. Vabbè, qualcuno forse sì, ma diciamo nella media. Però nel momento in cui lo sguardo va alle cose comuni che abbiamo intorno, siamo noi cittadini o siamo noi imprese o organizzazioni sociali, lì la faccenda si complica, risulta molto meno intuitivo questo passaggio e quindi forse va appunto accompagnato in qualche modo questa consapevolezza. L'altro esempio che mi è venuto dal fatto che io quest'estate ho speso una settimana camminando in centro Italia nelle zone del terremoto, che vi assicuro è una situazione ancora molto critica dopo 3 anni. Siamo stati da Camerino a Castelluccio, a Norcia, fino ad arrivare ad Amatrice e poi alla fine all'Aquila, e una riflessione che mi veniva era: se io fossi un'impresa che opera in questo territorio o anche ai margini del cratere appunto del sisma e non avessi subito danni, ma posso io disinteressarmi del fatto che intorno è crollato non solo sono crollate le case, ma è crollato un sistema di relazioni, sono crollate delle comunità, sono collassate, non esistono più, è in difficoltà il sistema dei trasporti. Ma tutto questo è funzionale anche all'attività di un'impresa. Lì ai margini proprio della zona del cratere sismico c'è per esempio l'Ariston, una grossa azienda. Immagino che un'azienda non possa sottrarsi a una riflessione su come aiutare quelle comunità, fosse altro proprio per avere anche un ritorno anche per sé, insomma, per facilitare il fatto che chi lavora in quell'azienda possa poter avere un posto dove dormire la notte o possa avere un mezzo di trasporto che lo porta al lavoro o qualsiasi altra cosa. Quindi a partire anche da questi esempi ho immaginato quale potrebbe essere appunto che cosa potrebbe favorire la formazione di questo centro di gravità a cui io devo prima. E mi sono venuti in mente quattro elementi che probabilmente in parte coincidono con le cose che Luciano Galla aveva già ricordato poc'anzi. Intanto mi viene da dire tornare ad avere uno sguardo lungo, quindi di lungo periodo, abbandonando le tensioni verso il contingente e verso il breve periodo che caratterizzano anche molto il sistema economico, il sistema delle imprese. Questo però vale per tutti, non solo per le imprese, vale anche e soprattutto direi per le istituzioni, per la politica, che non è più in grado di incarnare delle visioni di lungo periodo, no? Che prescindano anche dal sé, dall'amministratore di turno e dal proprio ruolo, ma che mirino a trasformare delle comunità, a farle evolvere appunto, no? Quindi questo dell'avere un periodo di riferimento che non sia più il contingente e il breve periodo lo vedo come uno dei requisiti fondamentali, un cambio proprio di ottica e di prospettiva. L'altro è tornare a dare valore alle dimensioni di stock oltre a quelle di flusso, no? Io ho fatto economia, quindi non so, chi ha fatto economia sa a quello che alludo, però qui sto pensando soprattutto al fatto che i comportamenti responsabili che chiediamo, che auspichiamo, dovrebbero essere sempre più legati alla creazione di capitali sia tangibili ma anche intangibili, no? E fra questi capitali intangibili che poi nel lungo periodo, come dicevamo prima,
creano valore tangibile anche, nel senso che non è che siano investimenti a vuoto o così a perdere, creano le condizioni per la sostenibilità economica di lungo periodo e quindi per creare ritorni nel medio-lungo periodo e non nel breve però. Quali sono questi capitali? C'è innanzitutto un capitale reputazionale se pensiamo al mondo delle imprese, ma non, ripeto, anche della politica in realtà. Capitale reputazionale e di credibilità dei soggetti che operano, anche per evitare quello che veniva richiamato prima, no? il greenwashing, il marketing, cioè il fatto che alcune cose si fanno per poterne parlare, magari non si fanno neanche, se ne parla solo, tanto è molto più semplice. Però bisogna avere la reputazione e la credibilità per poter poi affermarsi come soggetti attivi e generativi da questo punto di vista. C'è il tema del capitale accumulato in conoscenza all'interno delle imprese da parte dei lavoratori, dei dipendenti, e qui mi sentirei di aprire una piccola parentesi, se mi permettete, ponendo una domanda anche a voi che insomma il mondo universitario qui è molto presente. Io quando leggo che le statistiche dicono che l'Italia è uno dei paesi, diciamo, dove la percentuale di laureati e anche diplomati è fra le più basse, e però nel contempo leggo anche che gran parte o buona parte di questi laureati, di queste persone titolate, giovani, con tanta energia e con tanta istruzione, non vengono assorbiti dal sistema economico e spesso devono emigrare all'estero e portare le proprie conoscenze che abbiamo formato noi a vantaggio di qualcun altro, e quando vengono assorbiti spesso non gli viene affidato l'ambito per cui hanno studiato e magari neanche un trattamento economico all'altezza. Mi chiedo se questo, chiedo qual è la vostra lettura e a me chiedo se questo non è un segno inequivocabile di un declino del nostro sistema economico in primis, ma del sistema paese nel suo complesso. Quindi tornare a immaginare le imprese innanzitutto che il capitale di conoscenze che si accumula all'interno delle imprese, anche quello sia generativo un domani anche di valore economico, torna a essere fondamentale, altrimenti non capisco di cosa stiamo parlando. C'è un capitale relazionale che va sviluppato e alludo soprattutto ai rapporti col mondo circostante, con le comunità che ho intorno, con cui io devo capire, decodificare dei bisogni e agire insieme ad altri soggetti che trovo sempre nel territorio, sviluppando relazioni e sviluppando appunto una generatività che serva a fornire servizi, ma anche diciamo un contesto migliore per poter sviluppare forme di benessere. Poi vabbè, c'è il benessere lavorativo e quello che si viene definito come clima aziendale, no? Che ovviamente anche questo fa gioco alle imprese e hanno tutto il vantaggio a creare un ambiente collaborativo e quindi disteso dal punto di vista del rapporto con i lavoratori. Ripeto, questi sono tutti elementi di capitale intangibile che dovrebbero essere comunque rappresentare un bene comune, non solo un bene interno, è un bene comune sviluppare buone relazioni, favorire l'aumento della conoscenza, avere una credibilità e una reputazione molto buona. Questo poi le aziende lo conoscono come gestione del rischio sostanzialmente. Io però preferisco appunto vederlo dal punto di vista dell'aumento dello stock di capitale intangibile. Un altro elemento, siamo al terzo, un altro requisito per creare questo centro di gravità è lo sviluppo del dialogo sociale, quindi quello che veniva detto prima, no? Creare dei tavoli di lavoro partecipativi in cui si possano veramente mettere in evidenza quali sono i bisogni concreti e specifici dei territori e non immaginare di poterli interpretare senza però interagire in un dialogo che crea conoscenza e soprattutto serve a ricreare relazioni fiduciarie, perché il dialogo sociale ha anche questo come portato, no? L'idea che con le persone con cui io dialogo devo ristabilire, anche istituzioni comprese, devo ristabilire un rapporto fiduciario forte per poter costruire sopra quel rapporto le cose che possono servire. Infine l'ultimo elemento che veniva richiamato anche da Luciano Gallo è il tema della comunicazione. Comunicazione intesa
nel senso di raccontare quello che si sta facendo, ma anche come lo si sta facendo, attraverso quali strumenti lo si sta facendo, per rispondere a quali principi lo si sta facendo, e che è, diciamo, la rendicontazione sociale a tutto tondo, non il semplice bilancio sociale, no, è la rendicontazione di come le varie organizzazioni si rapportano ai problemi e alle questioni che devono affrontare. Io credo che se potessimo lavorare su questi presupposti, a sviluppare questi presupposti, potremo creare quel magnetismo al centro e al cuore di quello schema per far sì che quegli ambiti si avvicinino, trovino quelle intersezioni, scatenino tutta una serie di effetti positivi, auspicabilmente positivi, e trovino, come dire, modo per essere generativi veramente dal punto di vista del benessere comunitario e del benessere sociale. Un altro elemento che mi aveva così creato delle suggestioni è questa figura del community holder, no? In cui c'è il passaggio da un'idea dello stakeholder che è un portatore di interesse, che quindi rappresenta in una relazione il suo punto di vista e il suo specifico interesse, a quello del community holder, che è invece un portatore di responsabilità e di contributo alla soluzione dei problemi, se ho ben interpretato il significato. Questo però è molto suggestivo ed è molto vero, è un'evoluzione che sicuramente dovremmo sostenere, però viene dopo, per come lo vedo io, il fatto di avere comunque già definito l'obiettivo comune. La situazione che descrivevo prima invece mi porta a immaginare che non è scontato avere chiaro qual è l'obiettivo comune e che quindi ci sia ancora un grosso lavoro da fare per avvicinare quegli ambiti e metterli in relazione fra loro. Ecco, io credo Veneto Responsabile, che è l'organizzazione che rappresento, vuole muoversi in quest'ottica, vuole cercare di favorire questo processo di creazione di questo centro di gravità, perché è nata con quell'ottica, è nata come rete multi-stakeholder, con l'idea di mettere insieme, di far dialogare, di mettere insieme visioni diverse, fare sintesi e provare a proporre dei modelli. Ecco, questo è il contributo che potevo dare io a questa discussione. Ringrazio ancora dello spazio e tutti voi per avermi ascoltato. Grazie. Grazie per quest'ultimo contributo.